Martedì mattina una signora di Cammarata viene colpita da un ictus. Immediata la corsa verso l'ospedale di Agrigento. Ad accompagnare la donna il figlio, il quale mai avrebbe immaginato di arrivare in un luogo infernale per le condizioni di sovraffollamento che non consentono di prestare le cure con la dovuta urgenza e soprattutto di destinare i pazienti nei reparti. Invece, come è successo alla signora cammaratese, gli ammalati vengono adagiati sulle barelle e lasciati ad attendere il turno per salire in reparto. Mia madre, dice il figlio, è stata parcheggiata per 24 ore in corridoio davanti la porta dell'unico bagno, a dir poco indecoroso. Ho scattato delle foto per mostrare l'indecenza e sono stato rimproverato dal personale dell'ospedale. A questo punto mi sono qualificato come giornalista e nel giro di pochi minuti qualcuno è intervenuto a ripulire il bagno. Questa la triste storia di tutti i giorni al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento. Una situazione al limite della sopportazione con gli ammalati sottoposti alla Via Crucis. Non è possibile che una persona che ha subito un ictus rimanga per oltre 24 ore in parella nel corridoio del pronto soccorso. Come dicevamo, non si tratta di un caso isolato, purtroppo, e il sovraffollamento mette a rischio ulteriormente la salute. La denuncia del giovane giornalista questa volta speriamo ottenga risposte, anche perché, bisogna dirlo con orgoglio, l'ospedale di Agrigento si distingue anche per le cose buone, grazie alle eccellenze come la cardiologia e la emodinamica, fiore all'occhiello del nosocomio agrigentino. Praticamente, ed è proprio così, il pronto soccorso rimane l'unica spina dolente della struttura di Contrada Consolida.